Amici bellini, buongiorno, buon pomeriggio, insomma quello che è in Italia, ma se poi siete in tutto il resto del mondo, io devo imparare, devo ricordarmi che quando giocavo ai giochini, il gamer, it was good morning, good afternoon, good evening, good night, perché dipende da dove siete, da dove mi guardate e quando, conferenza, parliamo. Allora amici bellini, tavole pitagoriche dell'acqua al limone, i limoni che molto spesso gli altri si mangiano, in questo periodo se li mangiano gli altri, noi ci stiamo divertendo. Vincenzo Maisto, immagino che l'accendo vada lì, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Conferenza di Spalletti che ci ha detto un paio di cose. Ma quanto ti inorgoglisci? Vabbè, ma ovviamente lasciate il like così poi escono domande più interessanti la prossima volta, la nostra speranza. Prima di cominciare dovevo ringraziare, doverosi ringraziamenti. No, questo è Michele di ieri. Giuseppe, guardate, la fa anche artistica, è bellissima. Gli è arrivata la tazza pure a lui, benissimo. Trovate la tazza sul fluido.net, lo vedete qua insieme ai nuovi iscritti. Allora, facciamo ipotesi di formazioni. Questo è pure il fatto perché se ne è parlato di Osimhen, c'è questo passaggio in conferenza interessante di Spalletti, però prima vi devo far vedere un video e quindi lanciamo il contenuto. Ho pensato veramente di postarlo integrale, così come Emanuele me l'ha mandato, perché cioè immaginate la gioia più assoluta di tutti noi tifosi che stiamo vivendo un periodo bellissimo, ci stiamo divertendo, il San Paolo Maradona che torna a essere pienissimo. C'è l'altro lato della medaglia e immagino che tutti voi che abbiate visto questa cosa, mentre sentite proprio nella gioia che mi fa più tenerezza e dispiacere, perché non è possibile che questi ragazzi, ovviamente è girata la cosa, no? Della postazione dei disabili, e non è possibile farlo domani perché Emanuele non può, però ve lo porterò live o gli farò un'intervista. Insomma, volevo portare la testimonianza diretta di uno di questi ragazzi che praticamente la partita non sa so potuto vedere, e quindi questa gioia generale collettiva che stiamo vivendo si sono sentiti esclusi e non esiste proprio. Ci hanno fatto sapere che il Napoli ci sta già pensando, speriamo che già da domani, perché pare che domani comunque ci sarà una buona affluenza di pubblico. Non esiste Napoli, non esiste, vogliamo essere primi. Essere primi nel calcio è difficile, ci sono gli avversari, ma essere primi in certe cose si può fare gratis nel senso che non c'è nessuno che ti deve remare contro, dipende da te Napoli, quindi mi raccomando. Allora, perché c'è l'immagine di Kvaratskhelia, perché anche Spalletti ci ha parlato di questa cosa, il rigore non è che poi bravissimo Osimhen che gliel'ha data, era stato deciso. Quindi quando Kvara dice you, perché dice, era quasi sorpreso. Se infatti voi vedete la prima immagine è quasi, ma sei sicuro? Dice che Osimhen gli ha chiesto te la senti, se non te la senti vado io, quasi come a dire però era stato già deciso.
Attenzione, si dice. Però vabbè, perché su si mette per paura, ha fatto il gesto, si è preso anche un po' le cose, però non si deve più togliere la maglietta. Ci fanno sapere che Spalletti gliel'ha chiesto e ha detto ho l'impressione che non lo faranno più, quindi cazziatone, sarà arrivato ad Osimhen e arriva a tutti. Questo è sempre lo Spalletti che in conferenza qualcosa ce la dice per noi, qualcosa per i giornalisti, qualcosa va ai giocatori e qualcosa va alla società. Ed ecco che arriva la domanda. Questa non è la formazione, questa è la formazione che ha giocato, adesso poi la cambiamo, non vi preoccupate. Allora, a quanto pare non l'ho visto perché non era sulla cosa del Napoli, non credo, non lo so se l'hanno fatta in diretta, ma io non l'ho vista, l'ho ascoltata la conferenza. Quindi arriva con le cavigliere, con le scarpette, in omaggio a Rudy Kroll, e quindi Spalletti si toglie anche questa soddisfazione di omaggiare l'olandese, e quindi si comincia così. Poi gli si chiede subito di questo valzer delle punte, come si gestisce avere Raspadori, Simeone, Osimhen, e Spalletti ci fa sapere che si valuta di volta in volta, che meno male che ce li abbiamo e li abbiamo avuti, perché altrimenti con l'infortunio di Osimhen si sarebbe fatta più difficoltà. E poi ce lo dice candidamente, ragazzi. Quindi questa frase che sto per dire, che vi trasferisco, dice sono tutti, va bene, poi si gira, è meglio averli così, ma Zanoli no. Allora se è vero come è vero che Spalletti ci ha detto tutta una serie di cose, sono tutti titolari, nessuno si deve sentire inferiore, eccetera eccetera, mo Zanoli come si sente? Perché l'ha detto proprio in conferenza mondiale, Zanoli non può fare il Di Lorenzo. E lo sappiamo pure, perché Di Lorenzo è sempre overperformante. Però Olivera lo può fare il Mario Rui. Cioè, nelle parole generali dice Lozano e Politano. Chi è il titolare? Chi è il titolare? Quando si prende la dimmelo tu chi è il titolare. Ma capì? Chi è il titolare della fascia destra? Di Lorenzo. Zanoli quando giocherà? Mai. È una lacuna, quindi questa cosa qua probabilmente è Spalletti che non lo dice ai giornalisti, non lo dice a noi, non lo dice neanche al ragazzo poverino, ma lo dice alla società. Cioè questa alternanza che sta avendo con Olivera e Mario Rui ce la ritroviamo bene, benissimo. Sulla destra questa alternanza non ce l'abbiamo, e ce lo ha detto chiaramente, non va benissimo, questa cosa non va benissimo, perché un pochino il ragazzo poi non si sentirà valorizzato e non cresce, perché non può crescere. Un pochino Di Lorenzo dovrà sempre fare il super lavoro, e se poi succede un'altra volta, perché adesso noi dobbiamo sostituire anche Sa. Attenzione. Quindi avere queste 3 punte è una risorsa, eccetera eccetera. Le insidie del Bologna, ogni partita è un viaggio verso l'ignoto. Spalletti conosciamo bene, ovviamente le domande sono quelle che sono, le risposte anche. Poi gli si chiede di Amir e Frank, e quindi proprio facile ve la faccio, Se è vero che ci ha detto che Østigård è uno dei giocatori più forti sulla palla lanciata che lui abbia mai allenato di testa, lui considera Juan Jesus veloce. Posso essere, non me lo ricordo velocissimo io Juan Jesus, però lui dice io rispetto a Østigård preferisco Juan Jesus per gli avversari un po' più piccolini, sguscianti, veloci. Ecco perché poi sceglie anche per l'impostazione, questo ve l'avevo detto, anche per l'impostazione dal basso. Quindi noi dobbiamo pensare chi giocherà, perché poi gli arriva la domanda che Arnautovic non gioca, benissimo, Mario Spalletti ci risponde Bologna, ma questo Zirkzee dove ha giocato? Lo conoscete? Dove ha giocato? Benissimo, ha giocato nel Bayern di Monaco, benissimo, ha 21 anni, benissimo, è molto giovane anche lui, benissimo, 1,93 m, 6 feet e 4 inches. Ora, se ci dicono che questo attacca bene alla profondità, io non l'ho mai visto giocare, quindi non mi prendo responsabilità, però 1,93 m immagino che sia un pericolo di testa, quindi io qua onestamente ci metto Østigård. Ma per un fatto di logica, se poi veniamo a scoprire che questo ragazzo è molto più veloce che bravo di testa, perché esistono anche giocatori alti che non sono bravi di testa, un paio però poi devono essere anche veloci, eccetera eccetera. Quindi ritorniamo con Kim a sinistra, e questa è la mia idea, poi dopo aggiustiamo Olivera eccetera eccetera. Allora poi su Anghissà ci dice Ndombele, ce lo dice proprio, e ve l'avevo detto già,
purtroppo certe ndombele sono stabilite, certe gerarchie, e ce l'ha detto proprio chiaramente. Non c'è niente da fare, ragazzi. Una cosa è quello che ci dice Spalletti e una cosa è quello che fa. La gestione della rosa in questo momento riguarda titolari e riserve. Poi ci sono delle eccezioni: Olivera Mario Rui, Lozano Politano, Raspadori Simeone. No, Raspadori ha sempre giocato dall'inizio, quindi è lui qua. Adesso dobbiamo capire con il ritorno di Osimhen che cambierà, ma Elmas è riserva, Kvara è sempre titolare, Zielinski sempre titolare. Ha rifiatato a un certo punto. Sono questi, ragazzi, sono questi titolari, non scherziamo. Ed è anche giusto sotto un certo punto di vista andare sul sicuro, perché poi se perdi identità qualsiasi squadra ti può fregare, lo abbiamo visto con il Lecce. Però questi sono i titolari e speriamo di non affaticarli. Probabilmente si sta pensando: andiamo in sforzo massimo sperando bene e poi ci sarà la pausa mondiali e qualcuno si riposerà, ma per forza la sta pensando così. Allora andiamo velocemente perché sono già lontano dai miei molto lungo il video, ma non fa niente, voi ve lo vedete lo stesso. Quindi Kim a destra un po' di preoccupazioni. In realtà Kim, quando è arrivato, gli ha detto: io ho preoccupazione a giocare a sinistra, ne avevamo parlato anche in estate. Lui dice: bravo Meret su quella palla, che poi Kim ha parato Meret su quella palla là. Io mi ricordo che quando poi la parata di Meret, quella là, l'ha fatta sul tiro di Bergwijn che ha deviato Di Lorenzo. Non me lo dite voi nei commenti se Meret ha fatto la parata, quella che diceva Spalletti, su quell'errore di Kim. Non mi ricordo sinceramente, ma colpa mia. Dem sta benissimo e meno male, ma comunque non giocherà. Questa è la realtà dei fatti. Si può giocare meglio? Sì, perché altrimenti arriva l'euforia di pensare che abbiamo fatto il massimo e che siamo fortissimi, ed è pericoloso, è quello che vi ho detto prima. Ma la classifica, se la vai a guardare, sono tutte lì. Quindi non hai fatto veramente, Napoli, grandissimi elogi, ci stiamo divertendo, ci stiamo godendo il percorso, ma non abbiamo fatto ancora niente. Fa bene Spalletti a ricordarcelo. Non si sa dove si arriva, vincere aiuta a vincere, è chiaro che vincere è meglio, è eccitante essere la squadra da battere. Quanto siamo, ecco, lui dice sì, però è più importante per noi vedere quanto siamo forti noi, non quanto sono forti gli avversari. È su di noi che dobbiamo fare la gara. La felicità magari io non la esterno, ma sono contento di aver ridato la felicità ai tifosi, di averli riportati allo stadio. Devi però continuare così, altrimenti non hai fatto niente. La voglia di contagiarsi della forza dei compagni, questa è una cosa che lui vede nella squadra, che tutti si vogliono contagiare. Quanto la inorgoglisce Kroll, quanto la inorgoglisce. E su Zielinski lui dice: l'anno scorso sotto livello, complimenti a lui che si è rimesso a livello. Un po' tosto su Zielinski, evidentemente Zielinski ha bisogno di questo tipo di pungolata per rimanere sempre ad alto livello. Poi si parla sempre dell'atteggiamento, del carattere. Lui dice: c'è la differenza tra il mio carattere che riguarda me e l'atteggiamento che riguarda te. Cioè lui ha un atteggiamento in base a quello che sono gli stimoli che gli arrivano, e quindi si ritorna al discorso più o meno Icardi Totti, mentre Simeone è uno di quelli che gli dispiace non aver fatto giocato ma sorride in campionato, e sul futuro ci ripete che si va di anno in anno perché non hai fatto niente, hai vinto un paio di partite, eccetera eccetera. Il Bologna lo troveremo chiuso, diversità di moduli a 2 punti, prima o poi si farà anche il modulo a 2 punti o con il sottopunta, e poi il fatto della maglia di Osimhen che è stata recuperata bla 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 bla. Allora ragazzi, andiamo veloce. Io riimmagino la staffetta qua, perché fino ad ora è stata così ed è andata anche bene, è andata bene anche a tutti. No, Lozano, quindi mi gioco Ostigard da questa parte, Di Lorenzo, insisto con Lobot, Gandombele ce l'ha detto, Zielinski non credo Gaetano, ma questa dovrebbe essere la situazione, non credo Elmas, ma Kvara dovrebbe essere la situazione, Raspadori Osimhen. Onestamente ogni volta che noi mettiamo Simeone comunque parte Raspadori. Lo vogliamo fare per scaramanzia ancora una volta, perché poi alla fine va tutto bene. Mettiamoci Simeone e mettiamo Rasposimen, la rasposità. Rasposimen, ecco qua, fuori men, fuori gioco o si gioco. Io credo che così si andrà a finire, perché poi sono questi e tutte le partite sono importanti. Non dobbiamo sottovalutare Bologna. Attenzione a pensare gli manca Arnautovic, gli manca quell'altro, ce li beviamo in un sol boccone. No. Lo sai, Napoli, sai benissimo come sei fatto, sai benissimo, conosciamo noi i nostri polli da New York. Valerio Fluido è tutto, e domani ne parliamo live, prima la reaction e poi le cose con calma, tutte belli.
sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Non di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.